Dobbiamo salire in premiazione Serena Bergia, quasi non le sue, altrimenti facciamo la premiazione ugualmente. Vediamo il primo passaggio dei ragazzi, anche qui da parte del pubblico vogliamo sentire il calore per questi atleti. Guida il drappello il numero 167, è Elia Campestrini a fare da battistrada e noi andiamo subito con la premiazione dei 200 metri della categoria allievo. Terza classificata per l'Atletica Valli di None Sole, 28,44, Serena Bergia. Non è presente, andiamo con la seconda classificata, tempo 27,97 per l'Atletica Alto Garda Lidro, Arianna Modena. E la vincitrice dei 200 allieve con il tempo di 27,35 per la Quercia, Caterina Mogiglio. Ecco il passaggio, altro giro si conclude, tra un po' suonerà la campana anche per la gara dei 1000 metri ragazzi. Avanti a tutti ora col Kenderer. Col Kenderer cerca di fare il vuoto, la mezza del Fucchero, Joyfine. Dopo peso il microfono. Se ne va l'atleta con la casacca color giallo-nera. Sono i colori del Südtirol Läuferverein. Controllo di gara numero 33, Paul Kenderer, ma la gara non è ancora conclusa, siamo a 200 metri dalla conclusione. Dopo i 1000 metri ragazzi avremo gli 800 allieve e a seguire gli 800 metri allievi. Rettilineo, ultimi 80 metri ormai. Sippe Kenderer non è davanti. Rinviene da dietro. Il numero 77, Elia Campestrini. Kenderer, Campestrini. Kenderer. E poi Kenderer ad avere la meglio. Tempo 3:01 e 63 per lui. Allieve.